il problema di immigrazione per un sindaco è un grosso problema, è una rogna più che altro. E noi, come abbiamo detto all'inizio di Casa Pound, siamo per le fasce più deboli. In questo momento le fasce più deboli sono gli italiani, perché i migranti, quando vengono qua, vengono coccolati, vezzeggiati, ospitati in hotel a 5 stelle, si prendono anche il lusso di buttare via il cibo perché mangiano pasta magari per 2 giorni di seguito, mentre abbiamo i nostri pensionati, e lo vediamo tutti i giorni, basta andare alla fine dei mercati, nelle piazze o in Prato della Valle, che vanno a rovistare nei cassonetti dei rifiuti per cercare di recuperare qualcosa di commestibile per arrivare a fine mese. Benissimo, se dovessi diventare sindaco di questa città, sicuramente non potrei oppormi all'arrivo di queste persone, però sicuramente, visto che sono gestite dalle cooperative ormai che ci lucrano e ci guadagnano abbondantemente sopra, queste persone verranno ospitate in appartamenti. Allora io come sindaco sono anche responsabile della sanità della città, della sicurezza e della salute dei miei concittadini. Per cui un giorno sì e un giorno pure gli mando un controllo dell'USL, dei vigili, vado a controllare che le prese della corrente siano all'altezza giusta, che il frigorifero non ci sia merce scaduta. Cioè veramente devono capire che questa città è accogliente al massimo, però ci hanno spremuto come dei limoni. La città è piena e non ne può più. Dal mio punto di vista Padova potrebbe fermare il suo ingresso di migranti. Un dato nella nostra città, ma direi in tutta Italia, molto delicato, perché essendo vicini all'Africa noi abbiamo soprattutto quel tipo di immigrazione che viene dal mare. Allora il ragionamento che si deve fare può essere quello dello SPRAR, cioè può essere quello di avere una divisione equa città per città, comune comune, che consenta di ospitare e integrare nel tessuto chi è profugo, chi viene via da altri paesi e chi ha bisogno di lavorare per motivi appunto di guerre all'interno del proprio paese. Non dimentichiamoci però che noi abbiamo dei centri di identificazione che ci mettono troppo a distinguere il clandestino da chi invece è un profugo. Allora il problema è quello di abbreviare questi tempi e non arrivare a 2 anni tenendo le persone in gabbia o ovviamente in stati depressivi che poi sfociano in malvivenza. Il problema è quello a livello nazionale di consentire di aiutare i comuni identificando prima il clandestino e distinguendolo dal profugo e mettendo il profugo in condizione oggettiva di integrarsi avendo un lavoro e potendo portare la sua famiglia. Questo tipo di immigrazione noi consentiamo, ma non consentiamo la clandestinità che alla fine è frutto di spaccio di droga e di tante di quelle disgrazie che affliggono il nostro territorio. Il sindaco deve assumersi direttamente la gestione dei migranti, assolutamente, quindi non può delegare alle autorità prefettizie quella che è la collocazione o la gestione dei migranti, quindi per quanto mi riguarda Padova entrerà nello SPRAR sicuramente, quindi in questo progetto attraverso il quale il sindaco si fa portavoce e garante di quella che è la gestione. Una gestione di accoglienza diffusa, io direi anche intelligente. Perché? Perché attraverso questo tipo di progetto il sindaco delega determinate strutture ovviamente ad intervenire su quella che è la gestione diretta dei migranti che, ricordo nuovamente, giova farlo, vengono diffusamente ovviamente insediati per non creare centri ovviamente ingestibili da un punto di vista numerico, ma soprattutto è importante all'interno di questi centri creare dei percorsi di orientamento civico, culturale, sociale, professionale. Queste persone devono capire che si trovano in Italia, devono capire che li stiamo aiutando, devono capire che qui le donne non girano con il burka assolutamente e io direi anche eventualmente di dare loro, visto che è per obbligo imposta una diaria o comunque un contributo mensile, utilizzarli anche eventualmente per dei lavori di volontariato o di pubblica utilità. Questo è importante, aiuta loro perché nell'etica per il lavoro chi lavora non delinque. Padova è la città che ha più immigrati di tutte le province venete. Questo nonostante ci sia stata una ferma opposizione nei confronti dello Stato nazionale. Premetto che io sono contrario, non condivido le politiche nazionali sull'immigrazione e sull'accoglienza, credo che le persone debbano essere aiutate nel loro paese. Pur tuttavia in città un'amministrazione deve governare il problema.
Come lo governa? In contatto, in sinergia con la prefettura. Creare un'accoglienza che io chiamo polverizzata. Quando non c'è un piano di accoglienza polverizzato, il prefetto è autorizzato, si sente autorizzato, quando gli viene imposto da Roma, di collocare centinaia di persone in un unico hub, con tutti i problemi che abbiamo visto e che ci sono. Quindi è necessaria un'azione, una mappatura del territorio, un'accoglienza, ribadisco, polverizzata, in modo tale che le persone possano inserirsi meglio, un'attività insieme alle cooperative che gestiscono gli immigrati adeguata. Per esempio, una delle mie 21 azioni riguarda il suggerire alla prefettura, quando fa i bandi per la gestione degli immigrati, di, oltre a aiutare chi ha bisogno di straniero, di aiutare anche molti cittadini italiani che non arrivano a fine mese, che hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di una casa, hanno bisogno di un letto. Perché non possono aiutare anche gli italiani, oltre che aiutare gli stranieri? Ecco, bisogna fare un'azione seria governando un problema che comunque è difficile risolverlo definitivamente. L'immigrazione che stiamo vivendo è un fenomeno di carattere mondiale, di carattere epocale. L'idea di poter fermare questo flusso di persone verso l'Europa è un'idea puerile. È un dato di fatto che ci sono persone che lasciano situazioni di povertà, situazioni di non sicurezza, di minaccia e che cercano condizioni di vita migliori. Quindi ritengo che nei prossimi anni questo fenomeno non sarà un'emergenza, ma sarà un fenomeno con cui fare i conti. Per questo motivo vogliamo uscire dalla logica emergenziale e proporre una integrazione di queste persone attraverso una microaccoglienza. È l'unico modo per non creare dei ghetti, delle situazioni di degrado come quelle che abbiamo vissuto anche in Veneto recentemente e consentire a queste persone di integrarsi lavorativamente e socialmente. Teniamo conto che sono una risorsa potenzialmente straordinaria per la nostra società. Guardate quante delle più grandi aziende mondiali in questo momento sono state fondate da persone immigrate. Dobbiamo usare bene la nostra capacità di integrare queste persone, di offrire loro dei percorsi di inserimento lavorativo, quindi utilizzeremo gli SPRAR, che è lo strumento ministeriale messo a disposizione per consentire la microaccoglienza, senza concentrazioni, senza situazioni di degrado, ma semplicemente accogliendo con i limiti dovuti delle persone che ci possono portare l'immigrazione. L'immigrazione, noi stiamo attraversando un periodo epocale, è un grosso problema e noi siamo uno dei paesi più soggetti all'immigrazione solo perché abbiamo un problema, non abbiamo confini. Ma di là di non avere confini, noi, a mio parere, dobbiamo accogliere queste persone, dobbiamo accogliere e dopo averle accolte far sì che lavorino, che diano qualcosa alla nostra comunità. Tutti sanno, costano 35 euro al giorno è il costo del loro mantenimento. Io penso che l'accoglienza diffusa risolva questi problemi. Il rapporto con le istituzioni, col prefetto, col questore si risolvono le cose. Certamente non è una cosa facile, assolutamente, però ragionando in tutti insieme io penso che si trovi la soluzione, anche perché non è che abbiamo in gli ultimi 2 anni e mezzo risolto il problema, anzi ne abbiamo di più degli altri. Io penso che la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale. Bene, abbiamo anche terminato i 15 secondi, adesso sentirà il rumore del suono che arriva, e quello qui magari se riesce a sfruttare bene il tempo a disposizione può dire più cose. Attendiamo anche lo stop. Ma sull'immigrazione la mia posizione è estremamente chiara. Le persone che vengono da noi per lavorare sono bene accette. Bisognerebbe forse reinserire delle quote molto strette e riservate solamente ad alcuni anche tipi di lavoro dove c'è effettivamente bisogno. Tutti gli altri, come quelli che arrivano adesso, e sappiamo che il 90% di quelli che arrivano sono assolutamente dei clandestini perché non otterranno mai lo status e il riconoscimento di rifugiati, vanno spediti a casa loro. È un tema ovviamente di carattere centrale che però investe i sindaci e molte responsabilità vanno in capo agli amministratori locali, ma io continuerò
in questa mia lotta che è cominciata ancora 2 anni fa e abbiamo ottenuto un grande risultato con la Prandina, perché come è noto, grazie al sindaco, grazie ai commercianti, siamo riusciti a chiudere un sito in centro storico dove c'erano clandestini e che sono stati quindi spostati. Guarda che ha 30 secondi ancora. Non stavo guardando. Sentirà il suono il 30 secondi. Ecco, il pericolo di Padova, ecco, diciamo il pericolo di Padova è quella che si possono utilizzare altre caserme come la Romagnoli. Sulla Romagnoli, io l'ho ripetuto, se succederà metterò le tende e mi fermerò a dormire fuori dalla Romagnoli, perché non devono essere utilizzate le caserme padovane per l'immigrazione clandestina. Altro tema importante per la città di Padova, un tema che è molto caro ai cittadini padovani, è la sicurezza. Noi di Casa Pound abbiamo in mente la creazione di squadre di vigilanza di quartiere. Non vi spaventate, non sono ronde, bensì l'amministrazione comunale provvederà a insegnare ai pensionati, alle casalinghe che sono a casa, l'uso del telefonino in modo corretto, usare WhatsApp, Facebook, in modo che, affacciandosi dalla finestra, vede qualche movimento sospetto, lo comunica immediatamente alle forze dell'ordine, non deve intervenire. Ci saranno persone preposte, ripeto, i pensionati che portano fuori il cane, eccetera, eccetera. In ogni quartiere abbiamo i nostri occhi, volendo, e dobbiamo sfruttarli bene. Secondo luogo, condivido pienamente, bisogna rivitalizzare alcune zone. Alcune zone della città non sono più italiane, in alcune zone della città la legge è un optional. Vorrei ricordare che stamattina c'è stato un accoltellamento in via Tommaseo, un inseguimento fra le auto, una rissa con coltelli durante l'ora di pranzo, quindi bisogna rivitalizzare queste cose. Poi un'altra cosa che si può e si deve fare, per esempio io sono a favore dell'assunzione di nuovi agenti di polizia municipale, perché dobbiamo assumere giovani che sono disoccupati e metterli sulle strade a controllare, togliere gli agenti da dietro le scrivanie, mettiamoli per le strade e dietro le scrivanie mettiamoci dei dipendenti comunali che possono girare le carte dalla mattina alla sera, per cui più sicurezza, più controllo. La sicurezza insieme alla mancanza di lavoro è il primo problema che ha la città di Padova. Allora è importante cercare di attuare dei piani di riqualificazione nelle zone a rischio. Questo vuol dire fare buon uso dell'illuminazione pubblica, questo vuol dire organizzare dei presidi multiforza nelle zone deboli. In questi presidi multiforza ci deve essere la presenza della Polizia di Stato, per cui della Polizia Municipale, dei Carabinieri e dell'Esercito. La città non deve essere presidiata, ma deve avere chiaramente quelli che sono i segnali visibili, tangibili da parte del cittadino della presenza e del controllo della polizia e dei vigili. Non basta, bisogna cercare di creare delle squadre che siano di polizia municipale che siano ancora più preparate, l'uso dei cinofali. Noi abbiamo proposto anche per certe zone il controllo del vicinato, dove il cittadino si fa partecipe senza ovviamente farsi giustizia da sé di segnalazioni che vanno alla polizia, e riqualificare cercando di riempire quei buchi di criminalità con commercio, con rivitalizzazione, con cultura e con tutto quello che deve fare una città vivibile, la sera, il giorno, per gli studenti, per i lavoratori, per i cittadini tutti. Noi crediamo fortemente in una serie di patto con i cittadini. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto è quella della riqualificazione dei vari quartieri e delle periferie. Per riqualificare una periferia, un quartiere, non è tanto quella di far passeggiare un vigile un'ora in più alla settimana, né quella di accendere un lampione in una strada, ma riqualificare una periferia significa, a mio giudizio, di progettare un impianto strutturale, ovvero rilanciare le periferie. Io devo evitare che si creino situazioni di degrado affinché poi queste diventino centri aggregativi violenti. Come e in che modo posso farlo? Certo, potenziando la videosorveglianza, per esempio.
ma anche riaccendendo quello che è il tessuto produttivo. Io devo rilanciare il commercio, devo rilanciare la cultura, devo rilanciare il turismo, perché solo in questo modo, dando vita nuovamente ad un quartiere, quindi rivitalizzandolo, evito la formazione di centri aggregativi violenti. Non ultimo, ricordo anche quello che è il mio progetto di creare anche un presidio della Polizia Municipale sia all'Arcella, ma sia anche alla Guizza. Noi oggi a Padova abbiamo solo un comando che è in centro ovviamente. La mia intenzione è proprio quella di aprire un presidio. Quindi riqualificazione, ma una riqualificazione strutturale, non spot e non slogan. Allora, farò degli atti concreti. È inutile fare slogan, è inutile dire che i problemi sono e riguardano solo alcune situazioni, per esempio immigrazione, piuttosto che dei soggetti in maniera particolare. Il problema dei furti, delle rapine, il problema della sicurezza c'era, c'è e ci sarà sempre. Bisogna che l'amministrazione però governi il problema. In che maniera lo governi? Se farò il sindaco, creerò dei tavoli immediatamente insieme al questore, insieme al prefetto, guardia di finanza, polizia locale, e per agevolare il quadro, per agevolare l'attenzione sulla città. Creerò un pannello dove vedremo come si spostano le vetture della polizia con lucetta azzurra, carabinieri lucetta rossa, guardia di finanza lucetta verde, e se c'è un raggruppamento di autovetture di presidio in alcune aree della città, li si chiama e gli si dice: guarda che dovete spostarvi in altre parti. Bisogna che il territorio sia coperto. Qualcuno dice: ma il sindaco non ha questa prerogativa, ma il sindaco di Padova può agevolare i tavoli, questo sì. Altro discorso è la copertura di tutta la giornata. Nelle mie 21 azioni, perché ho creato un programma di 21 azioni, non punti, è previsto che ogni 2 dipendenti comunali che vanno in pensione, uno venga assunto come polizia municipale. La sicurezza è un altro tema importantissimo per la città di Padova. Naturalmente dobbiamo, per quanto possibile, fare conto sulla tecnologia, e di tecnologia oggi abbiamo a disposizione, lo dico perché i colleghi universitari lavorano su questi temi, grandissime possibilità. Il monitoraggio del territorio può essere fatto attraverso la tecnologia, e questo lo faremo senz'altro, così come la presenza delle forze dell'ordine è fondamentale per assicurare il monitoraggio del territorio. Anche su questo credo che una regia dell'amministrazione comunale sia indispensabile, e su questo lavorerò con determinazione in prima persona. Ma io credo che la vera sicurezza nella città di Padova, soprattutto nelle zone periferiche, venga da una presenza della società buona. È la società buona che scaccia la società cattiva. Allora il nostro programma prevede delle case di quartiere, prevede il commercio di prossimità, prevede le società sportive che rimangano attive sul territorio, prevede insomma una presenza capillare, grazie anche a un sistema di trasporto pubblico che consenta di raggiungere tutta la città, per avere una vita sociale che renda viva la città. Solo questa può portarci la vera sicurezza. Allora, benissimo la tecnologia, benissimo la presenza e la fermezza nel fare rispettare le regole, perché è un altro dei punti cardine del nostro programma. Chi infrange le regole deve renderne conto, ma la vera sicurezza è solo da una presenza della società sana. Io ho detto all'inizio ancora della campagna elettorale che mi prenderò la delega alla sicurezza, perché io penso che il sindaco debba essere responsabile della sicurezza delle città in prima persona. Non è possibile che i miei concittadini abbiano paura di uscire di casa perché c'è un problema di sicurezza. La sicurezza va espletata in tantissime maniere, con la polizia, con i vigili urbani, con telecamere. Va fatta un'azione anche nei quartieri di rigenerazione. Mi spiego meglio. Ci sono quartieri in cui non sono molto puliti, l'erba è alta, ci sono fenomeni di spaccio. In questo caso qua, anche con la collaborazione dei cittadini, che ho visto a Milano funziona perfettamente, devono chiamare le forze dell'ordine per intervenire. Io non posso pensare che la città abbia paura, proprio non ci credo. E quindi a 19 secondi? No, di conseguenza farò di tutto
quello che è possibile per attivarla. Telecamere, sicurezza, vigili urbani, polizia, consigli di quartiere per trovare la soluzione, sfalcio, qualsiasi cosa, perché è un diritto del cittadino essere tranquillo e sicuro. Negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo assunto 50 agenti della Polizia Municipale. Il progetto telecamere è un progetto molto avanzato. Nei prossimi giorni diremo anche le vie dove andranno installate le nuove telecamere, 300 telecamere quest'anno, 1000 telecamere nel triennio. Io penso che la sicurezza abbia bisogno molto anche dell'informatica e della tecnologia, controllo del territorio, sedi decentrate della polizia locale, è stata aperta una alla Guizza e doveva essere aperta una all'Arcella, è una questione insomma di pochi giorni. Ho visto che hanno messo intanto la grande insegna luminosa e quindi andranno 50 agenti. Io penso alla polizia di prossimità, quella che cammina in mezzo alla gente, e soprattutto gli accordi con carabinieri e polizia attraverso il Comitato per la Sicurezza Pubblica. Altro intervento importante, fondamentale, è quello di combattere il degrado, perché solo combattendo il degrado dei quartieri e alcune zone della città, illuminazione, come dicevo prima, telecamere e interventi puntuali nei quartieri, chiusura dei giardinetti, controllo delle zone di spaccio, ecco, solo facendo interventi di questo tipo si può combattere la criminalità che purtroppo c'è a Padova. Ricordo a tutti i candidati di rispettare il tempo a loro dedicato. Uno dei temi che riguarda la città di Padova, ci sono ovviamente molti quartieri importanti, ma il quartiere dove c'è da lavorare di più è il quartiere dell'Arcella. Sentiamo a proposito il pensiero dei candidati sindaco. Io abitando in stazione conosco purtroppo bene la situazione dell'Arcella e delle vie limitrofe. L'Arcella è un tipico quartiere dormitorio dove la gente si alza la mattina per andare a lavorare, quelli che vanno a lavorare, e gli altri bivaccano sulle strade, e per gli altri intendo quelle decine e decine di non italiani che hanno aperto decine e decine di negozi. Adesso all'Arcella come alla stazione diventa difficile per un italiano andare a fare la spesa, a meno che non mangi kebab dalla mattina alla sera, perché non si trova più un fornaio, un fruttivendolo, un macellaio italiano. Ecco, per rivitalizzare il quartiere Arcella bisogna consentire che si aprano nuove attività commerciali consone al quartiere. Magari l'amministrazione comunale può non far pagare le tasse comunali per 2 anni a chi ha il coraggio di aprire un'attività commerciale in una zona degradata come questa, purché l'attività sia consona alla vita del quartiere, ripeto. E teniamo conto un'altra cosa, l'Arcella come il resto di Padova gli abitanti hanno un'età molto elevata, per cui creiamo delle cose per aiutare gli anziani lì in zona, creiamo degli avvenimenti, portiamo delle manifestazioni, perché fare le manifestazioni sempre in Piazza dei Signori, gli spettacoli all'Arena Romana, va bene, troviamo delle piazze dell'Arcella che possono contenere persone e creare degli avvenimenti che attirino gente pulita. Dietro la stazione va incrementato e aumentato quello che è un presidio fisso, che deve diventare un presidio fisso interforza. Va riqualificata l'area del Borgomagno e della stazione, e in questo quartiere, che non ha una sua caratterizzazione precisa, va generata una centralità urbana, cioè Piazza Azzurri d'Italia deve essere la centralità dotata di tutti quei servizi, di tutte quelle comunicazioni laterali al Siruno che servono a dare forza e centralità al quartiere. Il quartiere Arcella ha bisogno di essere inondato di servizi a partire dal suo centro, cioè da Piazza Azzurri d'Italia, fino alla sua massima periferia, fino alla stazione, e deve essere inondato non solo di fiere del commercio, ma anche di iniziative da parte delle associazioni culturali che ci sono, di culturalità, e deve vivere diciamo come un piccolo municipio all'interno di un municipio più grande. Se il quartiere verrà caratterizzato, verranno riqualificate la zona di Borgomagno, ripristinati appunto quei presidi fissi multiforze, noi avremo un calo dello spaccio della droga, avremo piano piano l'evacuazione di quei clandestini che sono venuti all'Arcella per delinquere, non certo per lavorare o per dare un contributo
molto forte alla città. Ecco, questo è diciamo una ricetta che equivale anche per altri quartieri degradati, come potrebbe essere la Pizza. Innanzitutto stiamo parlando di un quartiere di quasi 40.000 unità, quindi è una città dentro una città e quindi è il quartiere multiculturale più multietnico della città. Abbiamo già detto per quanto riguarda il problema della sicurezza e quindi la questione del presidio, del rilancio delle attività produttive che all'Arcella, per esempio, ha un tessuto produttivo che chiaramente è diverso da quello del centro o da quello per esempio della zona di Cammin, che è tutta una zona industriale ovviamente, quindi avere consapevolezza in quello, ma soprattutto anche il rilancio culturale e quelli che sono forme anche di integrazione che sono fondamentali. Questo tipo di azione, che io ritengo essere essenziale, va considerata perché ad oggi l'azione culturale e l'azione associativa viene svolta all'Arcella solo e unicamente dalle parrocchie. C'è stato un totale lassismo da parte delle istituzioni in cui hanno abbandonato completamente questo quartiere, che quindi merita attenzione per quanto riguarda la facilitazione di aperture a quelle che sono attività produttive con eventuali sgravi ovviamente, attività culturali implementare, attività sociale atte a formulare quello che è un quadro di convivenza e di rispetto sociale. Non ultimo, come ho detto poc'anzi, quella che è l'istituzione ovviamente di un presidio ovviamente da parte della Polizia Municipale. Questo 21 azioni, un'azione è precisa per l'Arcella ed è il riutilizzo, la presa in carico del Configliacchi. Il Configliacchi è una struttura abbandonata e si può adibire a campus universitario, si possono fare delle biblioteche, si possono creare degli spazi per gli anziani. Nel momento in cui si spostano gli studenti dal portello dove vivono prevalentemente in quell'area della città, tutta l'area si riqualifica, riparte il commercio e per quanto riguarda gli immobili acquistano di valore ed è di proprietà dell'IPAB, ha un valore di circa 5 milioni, il Comune può benissimo, in raccordo con la Regione, può prendersi carico e dare un rilancio a questa città. Il rilancio parte da cose precise, da azioni, non basta dire lo riqualifichiamo, come lo riqualifichiamo. Altro aspetto importante che riguarda anche l'Arcella è la TAV a Padova. Dobbiamo fermare la TAV a Padova. Per la TAV è l'alta velocità, qualcuno dice ma c'è già, non è quella la TAV, è quella che parte dalla Russia, arriva a Venezia, arriva a Torino, Lione e poi va a Lisbona. Abbiamo bisogno di fermare la TAV a Padova. Se si ferma la TAV, perché riqualificare Arcella? Perché arrivano dei quattrini e si può riqualificare la stazione sia all'interno che all'esterno, addirittura fino a Piazzetta dei Gaspari e anche per quanto riguarda la zona la Borgomagna e quant'altro. Quindi azioni concrete, 21 azioni del mio programma. Io voglio bene all'Arcella, l'ho conosciuta meglio negli ultimi tempi, quando mi sono recato spesso, e non condivido l'idea che l'Arcella sia un quartiere degradato. L'Arcella è un quartiere che ha delle zone bellissime, che io voglio tutelare e che voglio proteggere. Per cui massima attenzione all'Arcella. Abbiamo detto per primi che avremo un delegato che avrà la responsabilità di gestire tutte le attività sul quartiere, e questo è importante perché è un quartiere che è più grande di molte delle cittadine del Veneto, per cui daremo attenzione. La nostra idea di città policentrica passa poi attraverso degli investimenti nei quartieri e all'Arcella noi vogliamo creare dei nuclei in cui ci sia un'attività sociale, ci sia un'attività commerciale. Guardate, il valore degli immobili a Padova, partendo dal centro storico, scende andando verso la periferia e risale quando andiamo nei comuni contermini, a Noventa, ad Albignasego e così via, a Cadoneghe nel caso dell'Arcella. Ecco, non è questo quello che noi dobbiamo investire sul territorio, perché il valore degli immobili, il valore della vita sociale e del territorio sia preservato. Per cui all'Arcella la nostra idea è di creare un nucleo di vita cittadina intorno a Piazza Azzurri d'Italia, che è il centro naturale del quartiere, con commercio di prossimità, con attività di tipo sociale, di tipo sportivo, con il nuovo Colbacchini, ma con una presenza forte di una società civile. Io ho detto all'inizio che sarà delegato un assessore al quartiere dell'Arcella, perché il quartiere dell'Arcella è un quartiere
che è il doppio come abitanti di Cittadella, sfiora i 40.000 abitanti. È un quartiere che sicuramente ha problemi, non tutto, perché sono delle zone a posto, delle zone che hanno problemi. Io penso che in questo caso, per dare sicurezza, abbiamo fatto anche, devo dire, un programma specifico per questo quartiere. Uno, far sì che i negozi siano aperti. È un grande un deterrente per la violenza e il degrado. Punto 2, ancora bisogna che siano puliti, organizzati, bisogna fare lotta allo spaccio. Ci sono moltissimi spacciatori e ci deve essere la polizia locale che cammina a piedi, non in altre maniere, che sia collaborazione tra istituzioni, parlo della Polizia dello Stato, questura e vigili urbani. Deve essere un punto fondamentale. E l'illuminazione. L'illuminazione secondo me, ed infatti nei nostri programmi è uno delle cose principali, va fatto in maniera tale che tutta la città sia illuminata in maniera corretta a LED. Ma intanto un investimento direi importante e fondamentale che è il Colbacchini. Allora, il Colbacchini, gara già effettuata, iniziano a brevissimo i lavori, uno stadio dell'atletica dove i nostri ragazzi potranno continuare a fare atletica e questa era una proposta direi importante. Qualcuno pensava di spostare l'atletica dal centro all'Arcella, ma io penso invece che i ragazzi devono continuare a allenarsi in centro. Il progetto è quello poi di acquistare anche il palazzo ex CONI e lì di fare un centro civico, una biblioteca, la sede poi definitiva della Polizia Municipale e sistemare tutto il centro, tutte quante le piazze che sono attorno a Piazza Azzurri d'Italia, per creare proprio un vero centro all'Arcella. Io penso che lavorando sul degrado dell'Arcella e investendo risorse sull'Arcella si lavori anche sul valore degli immobili, perché uno dei temi fondamentali è quello. I valori degli immobili sono molto abbassati all'Arcella e facendo così molti stranieri hanno acquistato. Bisogna cercare di riqualificare in modo da riportare su il valore degli immobili e penso che questa sia un'iniziativa importante per un quartiere che ne ha molto bisogno. Ricordo il 30% della popolazione straniera vive proprio all'Arcella rispetto a un 17% che è la popolazione in tutta quanta la città di Padova. Ecco, siamo arrivati proprio al gol finale giusto.